Franco Bonfante, vicepresidente del Consiglio regionale, oggi si è discusso in prima commissione di una proposta di legge destinata a rivoluzionare o comunque a cambiare, a riformare il sistema delle società partecipate della Regione. Sì, noi guardiamo con interesse e favore a questa normativa perché di fatto riconduce le società a un criterio di sobrietà nei compensi, sobrietà nelle indennità, regolazione finalmente delle nomine e dei concorsi e delle selezioni per i dipendenti di queste società. Non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa c'era una vera e propria giungla in cui venivano assunte persone senza nessuna regola. Grazie alla nostra interpellanza del 2011 si è posto un problema, perché c'è già una legge, ed è una legge del 2008, che obbliga le società partecipate ad assumere tramite selezioni o concorsi e comunque con trasparenza e pubblicità. Io ho fatto un'interpellanza nel 2011, da 2 anni la giunta regionale non mi ha mai risposto, finalmente oggi arriva questa legge, su questo noi siamo assolutamente a favore. Ci sono alcuni aspetti che dovranno essere però rimediati in aula, per esempio sui collegi sindacali, non c'è chiarezza su chi li nomina, noi siamo per il sorteggio per garantire la loro autonomia, per esempio sui dipendenti di queste società che devono essere comunque garantiti, non si può cambiare la legge e cambiare i diritti dei lavoratori magari riducendone i compensi e le retribuzioni, questo non è ammissibile. Regolare però in modo diverso, in modo che non ci siano amministratori che prendono centinaia di migliaia di euro l'anno solo perché sono della stessa provenienza politica di chi governa, questo è inammissibile, quindi noi siamo favorevoli alla riduzione dei compensi di queste persone e siamo favorevoli a un maggiore controllo da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale su queste società.